Niente pulizia e meno sicurezza sul litorale agrigentino. Si prevede sarà così la stagione estiva lungo i circa 150 km di costa che vanno da Portopalo di Menfi a Mollarella a Licata. Due servizi, quello della pulizia delle spiagge e delle aree naturali protette e quello di vigilanza e salvataggio nelle spiagge libere, assegnati per legge alle province. Ad Agrigento non verranno effettuati. E questo per mancanza di soldi da parte dell'ente. Ad annunciarlo è il presidente Eugenio Dorsi, che accusa la regione di non aver trasferito le risorse necessarie per assicurare i due importanti servizi. Sembra invece prepararsi alla stagione estiva la zona balneare di Agrigento, San Leone ed il suo lungomare. In questi giorni gli addetti a verde pubblico stanno tosando palme, piante, siepi e ripulendo le aiuole. Hanno anche bonificato la villetta. I lavoratori raccontano di aver trovato tanta sporcizia, bottiglie e rifiuti lasciate dai camioncini dei panini. E tra le aiuole fa capolino anche un water. Certo nessuno stravolgimento nel look, solo ordinaria pulizia. Passiamo ora invece ad altri due comuni dell'Agrigentino, Porto Empedocle e Realmonte, legati insieme per vicinanza tra sé e alla Scala dei Turchi. Da quando la strada provinciale 68 è franata lo scorso gennaio, raggiungere la Scala è impossibile. La strada non è ancora stata ripristinata ed il passaggio sulla spiaggia è interdetto a causa di un'ordinanza per pericolo crolli. E per quanto riguarda l'ecomostro della Scala dei Turchi ed il via ai lavori dato circa 3 settimane fa per demolirlo, è ancora lì. Intanto però Realmonte e Porto Empedocle si riuniscono ad un tavolo tecnico per creare vie d'accesso alla Scala accessibili a disabili ed anziani. Si è stabilito di dotare la spiaggia di una serie di attrezzature e servizi, quali passerelle, biciclette e canoe dotate di particolari allestimenti che la rendano fruibile a soggetti con handicap sia motori che sensoriali.